Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a 0 anticipi e 0 rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce. Fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Buonasera a tutti dal Palla Collodi di Vicenza. Le due squadre che si affrontano quest'oggi sono Banca Popolare di Vicenza che ospita il Castelfranco. I due quintetti che scendono in campo sono per i padroni di casa Tisato, Crestani, Bozenski, Mussolini e Campiello, mentre per Castelfranco Cimador, White, Marcon, Alessio, McRae. Sta per iniziare il match con la palla a 2 che va a possesso che va agli ospiti di Castelfranco che impostano con McRae che da subito palla in post basso a Marcon che va a realizzare i primi 2 punti della partita. Buon attacco subito quello di Castelfranco. Vicenza prova a replicare. Bozenski in possesso palla, cerca in post alto il numero 16 Mussolin, giro dorsale, sbaglia, pasticcio in impostazione per Castelfranco ma recupera palla a White e l'azione riparte. Palla per Alessio, ancora Cimador, non sa che fare, la ridà Alessio che penetra, layup sbagliato, rimbalzo recuperato da Mussolin con Crestani che imposta e Campiello firma i primi 2 punti della partita di Vicenza correggendo l'errore commesso da Bozenski che sbaglia un layup apparentemente facile. Palla a McRae, Castelfranco in attacco, White che imposta, ancora McRae prova il passaggio sotto, non c'è, Cimador prova, gran canestro di Cimador che in penetrazione riesce a realizzare. Palla ancora a Crestani che imposta l'azione d'attacco per Vicenza che si trova sotto 4-2. Ancora Crestani, finta il tiro, perde però il palleggio, palla a Bozenski che dal post basso non realizza, c'è un fallo in difesa fischiato a Marcon, se non erro, sì, Marcon, ed è rimessa dal fondo in attacco per Vicenza. Palla a Campiello che la dà a Mussolin, Bozenski, ottimo passaggio per Campiello che non sbaglia, un canestro molto facile costruito bene dall'attacco di Vicenza. McRae prova, non va neanche il ferro, rimbalzo nessuno, palla
per Vicenza, rimessa al fondo per Vicenza, che potrà riagguantare, no, trovare il vantaggio. Siamo sul 4-4, trovare il vantaggio con questa azione. Crestani sempre lui ad impostare per Tisato, che gli restituisce. Tisato prova, Mussolin va, Mussolin schiaccia e Vicenza trova il vantaggio. 6-4. White a portar palla per Castelfranco, prova, c'è il canestro, grandissima azione di White che trova liberissimo Marcon sotto canestro, ed è tutto facile per lui realizzare. Palla persa di Vicenza in attacco, ma altrettanto persa da parte di White. Vicenza pasticcia in attacco, incredibile, e non trova il canestro dell'8-4. Sprecata un'azione d'attacco incredibile per Vicenza. McRae la dà a Marcon per Cimador, che sbaglia, tantissimi errori in questo inizio di partita per le due formazioni. Bazinski perde palla in attacco ancora, ma è Tisato e prova da 3 e realizza. Tisato realizza la prima bomba della partita. McRae a portar palla per gli ospiti. White ora, Alessio, White ancora, anzi no, McRae, White ora, porta il blocco Marcon, palla a Cimador, penetra, ma non scadono i 24, gli arbitri non danno scadere i 24 perché la palla ha toccato il ferro, e Cimador realizza il canestro del 9-6. Crestani ora porta palla in attacco per Vicenza, palla a Tisato per Tisato, c'è errore da parte di Vicenza al tiro con Crestani che aveva sbagliato la tripla, ma raccoglie il rimbalzo in attacco. E ancora Tisato ad impostare, Tisato per Crestani, che trova con un passaggio perfetto Bozenski sotto canestro, che finta un movimento ma torna indietro, il difensore lo perde e per lui è facile il layup. Cimador adesso per Castelfranco a portar palla, la da White. White un 1 contro 1 sfida Crestani, passaggio telefonato e per Bozenski è tutto facile e va a realizzare il canestro del 13-6 per Vicenza. Due attacchi sprecati da parte di Castelfranco, che si trova ora ad inseguire ben 7 lunghezze. Alessio penetra, errore, ostacolato comunque da Campiello. Tisato, passaggio lungo per Mussolin, che in campo aperto non sbaglia. McRae impostare, Alessio viene a prendersi il pallone e lo restituisce a McRae, che prova un'azione impossibile e perde nuovamente palla. Sta pasticciando la regia di Castelfranco e si divertono gli attaccanti di Vicenza, che non sbagliano nulla adesso sotto canestro. Time out chiamato chiaramente dalla panchina di Castelfranco, che ha bisogno di mettere in ordine le idee in questo primo periodo, mentre il coach di Vicenza non può dire altro che continuare a difendere così e attaccare senza sprecare troppi palloni. 16-8 il risultato a 4:28 dalla fine. Ricordiamo intanto che Vicenza andrà ad affrontare nella prossima partita il Basket Trevigiana in una trasferta ostica per la squadra biancorossa, che in questo momento è prima in classifica, e affronta il Castelfranco in questo momento ottavo in classifica. Mai una sconfitta per ora per Vicenza, e si vede il livello un po' superiore rispetto alle altre squadre in generale. Messi in ordine le idee, non mi pare ci siano cambi. No, nessun cambio per il momento per le due formazioni.
ed è rimessa per Castelfranco. Cimador prende palla ed è lui, a lui è assegnata la regia. Prova l'1 contro 1, fallo di numero 18 di Vicenza, Campiello. Ci saranno 2 tiri liberi per Cimador. Inizia con un po' più di grinta quest'ultima metà di primo quarto Castelfranco. Cimador, corto il primo, e sbaglia il secondo, rimbalzo di Mussolin. Crestani porta palla, Bozenski gli restituisce, Tisato. Crestani per Bozenski, Marcon si gira, sbaglia, ma rimbalzo di Campiello che prova un passaggio quasi impossibile per Marcon nel pitturato e la difesa di Castelfranco intercetta. C'è un cambio, esce il numero 9 Marcon, entra Scapin con il numero 12 per Castelfranco. Primo cambio della partita. Rimessa per Vicenza in attacco, si fa vedere Campiello, prova e c'è il piazzato di Campiello, 6 punti per lui. McRae imposta, accelera il ritmo, finta il tiro, Scapin appena entrato, McRae prova il piazzato, non lo trova, rimbalzo di Campiello che si fa sentire sotto le planche. Bozenski porta palla ma le dà subito al play Crestani che gli restituisce. Palla fuori per Cimello, per Campiello, scusate. Bozenski prova e realizza un bellissimo canestro, una buonissima elevazione per lui, ma è subito Castelfranco in attacco che perde palla. Il numero 7 è Tisato, ma perde palla anche Vicenza, incredibile. White prova McRae da 3, corto, poteva far meglio sicuramente, era da solo, un tiro aperto. Protegge bene palla Vicenza, ma perde palla ed è rimessa in attacco per Castelfranco. Intanto c'è un cambio anche per Vicenza, entra il numero 11 Seganfredo, esce il numero 18 Campiello. Buonissimo questo primo quarto per lui. Palla ora a Scapin, Castelfranco in attacco, fuori per White che prende palla, blocco di Scapin, gioca l'1 contro 1, prova White che dà palla a McRae da 3 e sbaglia ancora, 0 su 2 per lui. Tisato a rimbalzo e passaggio sbagliato in attacco di Vicenza e Seganfredo che non trova la palla sotto canestro. Può ripartire Castelfranco con McRae, impostare per Alessio, palla sotto canestro per Scapin che realizza i primi 2 punti della sua partita. Crestani porta palla, lancio per per Mussolini, scusate. Buttato via un attacco per Vicenza e c'è il canestro con fallo, anzi no, canestro valido e rimessa per Vicenza, tutto normale. Bozenski per Crestani che porta palla, ancora Bozenski, prova a penetrare, c'è un varco enorme, fallo di White e ci sarà rimessa per Vicenza adesso dal fondo. Primo fallo personale per White. Palla per Mussolin, prova Alessio a intercettare la palla, ce la fa ma commette fallo. Alessio commette il primo fallo personale, c'è un cambio, esce White, entra il numero 17 Stradiotto.
rimessa per Vicenza con Tisato per Crestani, resiste Crestani, ottimo passaggio e ottima realizzazione, tiro da 3 di Bozenski, ma un buonissimo assist di Crestani, autore di un'ottima partita finora. È il nuovo entrato Stradiotto che prova a penetrare, scarica fuori per McCray, prova penetrazione, Stradiotto piazzato, non va, Cimador recupera il rimbalzo e Mussolini commette fallo. Saranno 2 tiri liberi ancora per Cimador, che finora ha realizzato un 1 su 2. Due tiri liberi. Si prepara il primo Cimador. E va il primo. Mentre manca 1:18 alla fine del quarto. Ancora Cimador, perfetto, anche il secondo libero, 2 su 2 per un 3 su 4 totale per lui. Esce Crestani ed entra il numero, c'è stato un po' di confusione con i cambi, deve uscire Mussolini, invece è uscito Crestani. Bozenski intanto a impostare per Vicenza, trova Tisato sotto canestro, da fuori per Seganfreddo e passi di Bozenski. Intanto è rientrato comunque Campiello, sia al posto di Crestani, ma commette infrazione di passi Bozenski e sarà rimessa per Castelfranco. Alessio la dà a Stradiotto, che ha preso il posto di White poco tempo fa. Per Alessio, fuori per McCray. Cimador, e intanto non c'è il fallo in attacco e neanche il fallo della difesa, si continua con Vicenza che può attaccare Tisato per Bozenski che la dà a Mussolini, gira nuovamente fuori per Seganfreddo, prova da 3, sbaglia, rimbalzo non trattenuto da Vicenza e sarà rimessa per Castelfranco. Scapin, Stradiotto a impostare, chiama lo schema intanto, McCray esce e si fa dare. Alessio per Stradiotto, un pallone difficile, McCray ancora, blocco portato da Scapin, pick and roll giocato perfettamente ma stoppata incredibile di Seganfreddo, e intanto c'è il fallo di Stradiotto su Bozenski che era in campo aperto, stava andando ad attaccare il canestro, sarà rimessa dal fondo, anzi mi correggo, fallo di McCray. Sei secondi sul cronometro. Bozenski, Tisato, Bozenski non trova la conclusione Vicenza, perché McCray riesce a stoppare il passaggio. Tisato intanto tira e non va. Seganfreddo finisce il primo quarto e 23-14 per i padroni di casa di Vicenza, un risultato che finora non è messo in dubbio, e Castelfranco ha sbagliato molti attacchi finora, mentre più cinica è stata Vicenza, che sotto le planche non si fa perdonare e riesce a venirne fuori. Si riprende il secondo quarto con possesso per Vicenza. Sarà Bozenski a ricaricarsi della rimessa. Palla ancora Vicenza in attacco, palla a Campiello, sotto per Campiello ancora, realizza, ottima la sua prestazione finora, non sbaglia niente,
Intanto è rientrato White anche per Castelfranco, sarà lui ad impostare. Intercetta palla Vicenza con Teso, ma c'è fallo, commesso fallo proprio da Teso. Saranno 2 tiri liberi. Primo fallo personale per lui. 2 tiri liberi e sempre Cimador a andare in lunetta fino al 3-4 per lui. Sfrappare per il primo a bersaglio. Vediamo se sarà in grado di mettere anche il secondo. Sì, 25-16. Vicenza in difficoltà sul pressing di White. Palla a Bozenski. Ancora Vicenza a giocare in attacco. Pressione di White che non riesce però a intercettare il pallone. Teso si gira sotto, prova, ma fischiato fallo in attacco a Teso. Secondo fallo personale. E obiettivamente c'era tutto. Rimessa per Castelfranco, Alessio si incarica della rimessa. Una zone press fatta da Vicenza. Alessio porta palla, ma incarica subito White della regia. Perde palla però Alessio ancora. McRae chiede di allargare il campo. Il coach di Castelfranco. McRae, un ottimo movimento, ma purtroppo il tiro non c'è. Rimbalzo comunque di Scapin, ma finiscono nei 24 secondi e Vicenza può attaccare senza aver subito canestro, con una difesa fatta in modo ottimale. Esce intanto, entra Tisato per Vicenza, che è meglio impostare. Teso ancora in possesso palla per Tisato. Tisato per Campiello, che mette a referto altri 2 punti. Inarrestabile Campiello quest'oggi. Intanto difesa uomo di Vicenza. White in possesso palla, porta blocco Cimador. Piccarol ha giocato bene e canestro. Cimador che arriva a 10 punti. 27-18 il risultato per ora. Tisato prova il tiro. Chemello per Teso. Seganfredo non riesce a farsi la palla, ora sì. Sfonda sull'1 contro 1, ma l'arbitro dice che va ben tutto. E allora sono 2 punti per lui. Seganfredo 2 punti. E Vicenza si porta su più 11. E intanto è una infrazione di passi per Cimador e sarà rimessa in difesa per Vicenza. Intanto c'è un cambio, esce Cimador, entra il numero 24 Visentin. Teso supera la metà campo, palla a Tisato e Vicenza può impostare tranquillamente il suo attacco. Teso per Chemello, che dà a Seganfredo, appoggia ma è troppo lungo e sarà rimessa per Castelfranco. (7:07) al termine del primo tempo del secondo quarto e White a impostare come sempre. Prova l'1 contro 1, arresto e tiro corto, ma riesce a recuperare palla. Alessio penetra, fallo fischiato da difesa, fischiato a Seganfredo. Primo fallo personale. Ci sarà rimessa dal fondo, anzi no, rimessa dal lato per Castelfranco con il numero 24 Visentin.
White perde la marcatura Chemello, White non ne approfitta però, allora gira palla, ma Cimador fallo. Fallo commesso proprio da Cimador, infrazione di passi per lui, infrazione di passi, e sarà rimessa per Vicenza. Chemello a impostare, chiama lo schema, palla per Campiello, Campiello per Seganfreddo, si trova sotto Chemello, non fischia fallo l'arbitro, un fallo a mio parere evidente, ma può partire Castelfranco all'attacco con White. Alessio per Cimador, che non riesce a realizzare, palla contesa, palla a Castelfranco, rimessa dal fondo per loro. Cambio intanto per Castelfranco, esce Alessio, entra McRae e subito lui in possesso di palla. White, Cimador, McRae indeciso, prova appunto 1 contro 1, tiro forzato, rimbalzo suo, stoppato da Campiello, che però commette fallo e saranno 2 tiri liberi per McRae. Secondo fallo per Campiello intanto. McRae si prepara alla lunetta. 5:59 alla fine del quarto. C'è un cambio, esce Campiello, entra Mussolini. E ora dei 2 tiri di McRae. A bersaglio il primo ferro, secondo ferro, e finalmente va a canestro. Il secondo libero sbaglia e c'è rimbalzo di Seganfreddo, può impostare Chemello, lancia lungo per Mussolin che sposta, ribalta su Tisato, fuori per Seganfreddo, di nuovo in posto basso per Tisato che prova a farsi spazio sotto le planche. Chemello per Tisato da 2, non va, ma c'è il rimbalzo di Teso che corregge il tiro sbagliato di Tisato. I primi 2 punti per Teso. Intanto White, penetrazione, prova a stopparlo Chemello, non ce la fa, e canestro per White. Prova subito dall'altra parte, incredibile, Tisato, ed è sempre Teso a correggere il rimbalzo. 4 punti consecutivi per lui. White a impostare, McRae fuori per Scapin, perde palla White ed è teso a cedere la palla a Chemello per impostare questo nuovo attacco per Vicenza. Tisato sotto per Chemello, fallo di White, sarà rimessa per Vicenza dal fondo. Doppio cambio per Vicenza, escono Chemello e Seganfreddo, entrano Crestani e Bozenski. Torna quindi il playmaker titolare sul campo e il capitano Bozenski, che si incaricherà della rimessa. Si fa vedere Mussolini, palla per Teso che restituisce a Bozenski, prova da 3, non va, primo ferro. McRae recupera palla, parte in contropiede, cede a White. Intanto Vicenza si riordina in difesa. Ennesima palla persa di White, non è proprio la sua miglior giornata, e Crestani può andare a siglare i suoi 2 punti in contropiede in campo aperto, nessuno in difesa, tutto facile per lui. Intanto è Visentin a portar palla, penetra, prova in terzo tempo, non va. Teso recupera il rimbalzo, Tisato imposta e Crestani sotto
per Teso che imposta di nuovo per Tisato, Bozenski fuori, Crestani, tiro aperto da 3, non sbaglia, intanto c'è un minuto chiamato da panchina di Castelfranco che non riesce a far paura a Vicenza, troppe palle perse da parte di White e Vicenza ne approfitta giustamente. Attacchi organizzati in modo molto disordinato da parte di Castelfranco. 3:53 intanto alla fine del secondo quarto. Il coach di Castelfranco sta appunto parlando del modo in cui Castelfranco deve impostare l'attacco. Chiede più movimento da parte del suo quintetto. Giustamente. Si affidano molto alle penetrazioni, ma vanno a sbattere contro un muro formato da Mussolin e Seganfredo in questo momento. Prima era ancora più alto perché vi era Campiello. Rimessa dal fondo intanto per Castelfranco, si carica McRae. Cimador riesce a non far commettere a McRae l'infrazione dei 5 secondi ed è White a impostare l'attacco. McRae esce Visentin, ancora McRae, no scusate, White porta il blocco Cimador. Visentin da 3 realizza e Visentin adesso per Vicenza a portar palla. Tisato, Visentin fuori per Bozenski che perde ingenuamente palla, allora può approfittarne Visentin, ma no, torna in cabina di regia da White. Cimador sotto per McRae, perde palla, contesa e sarà palla per Vicenza. Cambio per Castelfranco, esce Stradiotto entra Stradiotto anzi per Taylor, no scusate, per White. Tisato intanto zona press per Castelfranco. Bozenski fuori per Mussolini, gira Tisato. Visenti di palla, non c'è fischiato blocco in movimento ai danni di Castelfranco. Seganfredo da sotto, buon uso del piede perno, fuori per Tisato, penetra 1 contro 1, tiro, canestro, 4 punti per lui. Stradiotto intanto a portar palla, Visentin sotto per Marcon, ha alzato il quintetto Castelfranco, fuori per Cimador, ancora Stradiotto, Marcon prova il piazzato, lungo, rimbalzo Bozenski che va in difficoltà sul pressing di McRae, ma Vicenza riesce a uscire bene dal pressing. Bozenski riesce a indurre Castelfranco a commettere fallo ed è Marcon a commettere fallo, secondo fallo personale. Intanto c'è un cambio per Vicenza, entra Campiello, esce Tisato. Ottima prestazione di entrambi, ma è complessivamente Vicenza che sta giocando molto bene in questi primi 2 quarti. Palla per Visentin, sotto in posto basso per Mussolini, fuori per Campiello. Giro veloce per Bozenski che sbaglia, però Castelfranco riesce con Cimador a conquistare il rimbalzo, preso dalla foga, però commette sfondo e sarà quindi rimessa in attacco per Vicenza. Se ne incarica Bozenski come al solito. Ci sono molte lamentele intanto da parte dei tifosi di Castelfranco che non sono d'accordo con gli arbitri su questo fallo. C'è un richiamo intanto da parte dell'arbitro all'allenatore di Castelfranco
Tutto fermo per ora. Continuano le proteste. Si chiariscono i due. Si può ricominciare. Bozenski incaricato della rimessa. E Visentin subito lì per impostare nuovamente l'attacco di Vicenza. Visentin intanto per Campiello per Seganfredo, fuori per Bozenski che prova la penetrazione. Ottimo passaggio per Mussolin che da sotto non sbaglia. Seganfredo Stradiotto intanto a portare palla, chiude il palleggio, si fa vedere Cimador, arriva la palla a lui, apre il palleggio ora, blocco di Marcon, va a scontrarsi contro un muro, infrazione di passi giustamente fischiata a Castelfranco. Ottima la difesa da parte di Seganfredo e Campiello che non fanno passare davvero nulla sotto nel pitturato. Bozenski intanto a impostare, ne crea su di lui. Campiello per Seganfredo, Visentin difficoltà nel palleggio, scusate, Crestani. Fallo di Visentin su Crestani, 2 tiri liberi per lui. Realizza il primo, perfetto. Fuori il secondo lungo, ma Vicenza con Campiello riesce a conquistare il rimbalzo in attacco e mette a referto un bellissimo canestro. Intanto è Visentin per Castelfranco a impostare. Cimador prova da 3, mette 3 punti da 7 metri Cimador. Intanto Crestani a portare palla sotto per Mussolini. Seganfredo, un posto basso per Campiello, ottimo taglio da parte di Mussolini che però viene stoppato. Stradiotto porta palla, non si intendono Visentin e McRae e Seganfredo riesce a sporcare il passaggio. Rimessa dal fondo per Castelfranco con 18.6 da giocare. McRae, Cimador, Marcon non riesce a dar palla a Stradiotto. Visentin intanto prova a penetrare. McRae, 8 secondi, 7. Cimador da sotto, si conquista il fallo. Ingenui difensori di Venezia, era chiuso Cimador, un fallo evitabilissimo. Mussolini ha intanto a commettere il fallo, va sulla linea della carità Cimador e poi ci saranno 3 secondi e 1 per Vicenza per impostare l'attacco prima della fine del secondo quarto. Cimador, buono il primo, si prepara il secondo, buono anche il secondo. C'è un cambio, 12 punti per Cimador, esce proprio lui ora. Rimessa lunga per Vicenza intanto e Bozenski sotto per Mussolini che realizza e va a concludersi il secondo quarto con una splendida azione di Vicenza che sfrutta tutti e 3 i secondi per mettere a referto il canestro. Si va a 10 minuti col risultato di 47-29. Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci
Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Il quintetto di Castelfranco è Taylor, McRae, Scapin, Alessio e Marcon. Per Vicenza si vede Tisatto, Mussolin, Crestani, Seganfredo e Campiello. Palla McRae subito per White. Anzi, Mussolini, mi correggo, non Campiello. Anzi no. Giusta Campiello e Mussolini entrambi in campo, era giusto il quintetto che vi ho dato. Alessio, 6 secondi, 5 per Castelfranco per concludere. McRae in possesso, arresto e tiro. Sfortunato McRae in questo caso. La palla balla sul ferro ed è Crestani a impostare per Vicenza, che non si intende con Campiello. La palla finisce lunga ed è rimessa in difesa per Castelfranco. Primo attacco a vuoto per entrambe le squadre. E Alessio a impostare, prova a penetrazione ma si ferma subito. McRae si fa vedere, post basso per Marcon, che lavora bene col perno. Sporcato il tiro ma conquista il rimbalzo e corregge ma sbaglia nuovamente. Un canestro abbastanza facile. Crestani nuovamente passaggio lungo, passaggio sporcato da Alessio. Mussolini non riesce a intercettare il passaggio e sarà rimessa per Vicenza. 18 secondi sul cronometro per Vicenza. Palla a Mussolini. Campiello per Tisatto. Ancora Campiello. Tiene il palleggio. Sbaglia il tiro da 2. Ed è il rimbalzo di McRae per Castelfranco. McRae per Alessio. Alessio per White. Prova l'1 contro 1. Crestani sta lì. Marcon. Palla fuori per Alessio. Ancora White. Molto confuso l'attacco di Castelfranco. White prova a risolverlo individualmente, non va, ed è il rimbalzo di Campiello. Tisatto a impostare per Vicenza in transizione. Arresto e tiro. Canestro. 49-29, risultato più 20. Ed è McRae a impostare. White. Alessio, McRae ancora, White, Crestani lì, parte il blocco Marcon, non gioca pick and roll. McRae, palla ancora a White. Erano scaduti i 24 a mio parere, ma gli arbitri danno buono e Marcon a conquistare il rimbalzo in attacco, andare al tiro e conquistarsi un fallo. 2 tiri liberi per lui. Terzo fallo per Campiello e coach Giugni corre subito ai ripari, dentro teso, fuori Campiello.
2 tiri liberi per Marcon. Fuori il primo. Si prepara il secondo. Vai il secondo. 5 punti per lui. Ed è Crestani intanto a portare la palla oltre la metà campo, infastidito però da Alessio, un pressing molto asfissiante da parte sua. Palla a Mussolin che gira per Seganfredo. Tisato, arresto e tiro dalla linea dei 3 punti. Bellissimo canestro da parte di Tisato. Arresto e tiro fuori la linea dei 3 punti. Pallone che va a insaccarsi in fondo alla retina. Intanto Castelfranco in attacco con White. Alessio dietro la schiena il pallone per lui, non va il canestro, e allora è Seganfredo a portare Vicenza sul più 24 in campo aperto, assistito da Crestani. McRae, Scapin ruba palla a Crestani, è ancora in campo aperto, va a appoggiare, tutto facile per Vicenza. 8 punti per lui. Intanto McRae, altra palla persa, incredibile, confusione da parte dell'attacco di Castelfranco, e esce il numero 12 Scapin intanto per Castelfranco, ed entra il numero 4 Cimador. Scusate, dicevamo attacco molto confuso da parte di Castelfranco, che è già il terzo attacco a vuoto, e Vicenza non può fare altro che accettare e concludere tutti i suoi attacchi con un canestro. A parte questo, non si capiscono Mussolin e Tisato. Palla fuori, rimessa in difesa per Castelfranco con 6:21 da giocare ancora. White porta palla, difesa a uomo per Vicenza, esce McRae, palla a White ancora, arresto e tiro, prova un assist e non va. White ha perso moltissime palle quest'oggi. Tisato intanto, ancora palla per lui. Crestani, 14-13 secondi. Crestani perde inizialmente palla, poi la recupera, va alla conclusione, ma non va, commette fallo su McRae e sarà rimessa per Castelfranco. C'è un cambio intanto con il cambio con Chemello, che entra al posto proprio di Crestani, che aveva commesso il fallo. Rimessa lunga di Castelfranco, palla tra le mani di White, prova a penetrare, palla persa non proprio, rimessa per Castelfranco, un passaggio sbagliato, uno dei tanti di questa serata per White. Palla a McRae. Alessio prova a giocare pick and roll laterale con Cimador, riuscito parzialmente perché ha avuto qualche difficoltà a prendere palla. Un passaggio non prevedibile quello effettuato da Castelfranco in attacco. Vicenza sfrutta quindi l'attacco e Teso va a recuperare il rimbalzo e a siglare altri 2 punti per Vicenza. Time out chiamato chiaramente da Castelfranco. 5:19 da giocare, 58-30 il risultato in favore di Castelfranco, di Vicenza, scusate. Una difesa di Vicenza che non delude, anzi non passa praticamente nulla, solamente 30 i punti lasciati segnare dai padroni di casa agli ospiti. Fin troppo penetrabile invece quella di Castelfranco,
che perde molte palle in attacco e tutto facile per Vicenza andare a finalizzare i contropiedi. Non è ancora detta l'ultima parola, comunque ancora 15 minuti da giocare, compreso il quarto quarto. Intanto torna in campo Visentini e Stradiotto per Castelfranco. Era entrato intanto Chemello per Vicenza al posto di Crestani. C'è la rimessa dal fondo per Castelfranco, se ne occupa Visentini. Palla a McRae, porta lui la palla oltre la metà campo per un nuovo attacco di Castelfranco. Difesa ancora a uomo, palla per Stradiotto, porta il blocco Marcon, si fa vedere Cimador per McRae, c'è un cambio in difesa e palla persa per McRae. Teso recupera palla e lancia Seganfredo in contropiede, palla per Tisato, prova ancora da 3, corta, ma Mussolini recupera il rimbalzo, non realizza, ma è nuovamente Mussolini a recuperare il rimbalzo. Fallo della difesa di Castelfranco. Si andrà alla rimessa dal fondo, 4:42 da giocare, c'è un cambio intanto, entra il numero 6 Miattello per McRae. C'è qualche problema col cambio. Accordato il cambio, entra Miatello, esce come detto McRae. Rimessa dal lato per Vicenza, se ne occupa Chemello. Palla a Seganfredo. Visentin, ottimo pick and roll giocato con Teso. 8 punti per lui. Stradiotto a portar palla. Cimador, fallo commesso da Teso. Sarà rimessa dal fondo. Cambio. Entra il numero 4 Benazzato per Vicenza, esce un super Tisato. Complimenti da parte del palla con Lodi per Tisato, autore di un'ottima prestazione finora. E intanto Stradiotto a portare palla, arresto e tiro, non va. Recupero, rimbalzo di Seganfredo, apertura subito per Benazzato. Mussolini lascia la regia a Seganfredo, a Chemello, scusate. Seganfredo ora per Benazzato. Chemello prova da 3, non va. Rimbalzo di Castelfranco. Stradiotto parte in transizione. Bellissimo canestro di Seganfredo che ubriaca Benazzato e riesce a concludere, disturbato tra l'altro. Benazzato intanto per Mussolini. Mussolini per Seganfredo. E Benazzato ancora. Chemello in post basso per Mussolini che prova un passaggio per Benazzato che tagliava dentro, non termina a buon fine però il passaggio, sarà rimessa dal fondo per Castelfranco. Stradiotto per il numero 6 Miattello. Stradiotto ancora per Miattello, prova da 3, non va, lungo, rimbalzo Teso. Chemello apre subito per Mussolini che ribalta per Seganfredo, prova da 3 Seganfredo, ma intanto è stato fischiato un fallo in attacco a Teso se non sbaglio. 2:56 da giocare alla fine, per arrivare alla fine di questo terzo quarto. Intanto c'è un cambio, esce Teso, entra Campiello. Benazzato in pressing su Stradiotto.
Marcon, buon passaggio, stoppato da Campiello, però Visentin si fa sentire la sua presenza in campo. Chemello a impostare per Vicenza, supera la metà campo con Benazzato, ancora palla a Chemello e si può cominciare lo schema d'attacco. Seganfredo in post basso per Mussolini, restituisce a Seganfredo, Seganfredo apre per Chemello, ancora Mussolini, fuori per Seganfredo che prova da 3, cortissima, rimbalzo di Miattello e può partire in contropiede la formazione ospite con Visentin che prova da 3, non va, rimbalzo di Campiello, prova subito a ripartire Vicenza ma Miattello è bravo a intuire il passaggio, piazzato per Stradiotto che non va e allora è Seganfredo a ricominciare la manovra d'attacco per i padroni di casa, momento un po' confuso del match, palla ancora a Seganfredo, gioca pick and roll sul fondo per Campiello che non ha un bel palleggio ma riesce comunque a tenere la palla, Chemello da 3, non va, rimbalzo di Mussolini, si può ricominciare con altri 24 secondi, 1.33 al termine, Chemello, Campiello, Seganfredo per il taglio di Chemello, Miattello lo marca, ma ottimo passaggio di Chemello per Mussolini che non sbaglia il piazzato, Stradiotto a portar palla e Visentin fuori per Cimador che prova da 3, non va, c'è un cambio, intanto entra il numero 5 della Cruz e esce Seganfredo. Imposta, riparte in attacco intanto Vicenza e Stradiotto a sporcare traiettorie di passaggio. Chemello (10 secondi per concludere l'azione della Cruz, nuovo entrato, fuori per Campiello che prova da 3, non va, Mussolini a rimbalzo ma si impossessa della palla a Stradiotto, prova a penetrare ma viene stoppato Cimador da Campiello, Mussolini fuori per Benazzato, prova la conclusione intanto Chemello ma non va, rimbalzo comunque dell'onnipresente Mussolini, si perde in difesa Cimador e Campiello realizza fallo di Benazzato e su Stradiotto saranno 2 tiri liberi per lui, raggiunto il bonus da parte di Vicenza, si prepara Stradiotto dalla lunetta, primo, palla che gira intorno al ferro e non entra, fuori il primo per lui, prova il secondo, dentro il secondo, ultimi secondi del quarto, palla intercettata da Miattello che prova da 3 da fuori e per poco non va, si conclude il terzo quarto sul risultato di 64-30. A 33, scusate. Un quarto che segna gli equilibri, segna i vari valori delle due squadre in campo, in quanto il primo quarto era finito il primo tempo, scusate, era finito sul risultato di 47-29, un parziale solamente di 4 punti per Castelfranco. Si ricomincia intanto l'ultimo quarto di questa partita. Chemello in possesso palla per Vicenza, porta il blocco Campiello, esce, si rivede sul parquet intanto Bozenski, della Cruz
fuori da 3, prova a penetrare, passaggio intercettato dalla difesa ospite. Visentin per Scapin, si fa vedere Miattello che prova a penetrare e passa per Visentin, fuori per Scapin, prova il piazzato corto, aveva conquistato il rimbalzo Chemello ma Stradiotto lo porta via. Marcon stoppato da Campiello e Dela Cruz può partire in contropiede, si arresta, palla a Mussolini, fuori per Chemello. Dela Cruz da 3 non va, ma rimbalzo di Campiello. Bozenski per Chemello per Mussolini per Dela Cruz, esce a farsi vedere Bozenski, penetra, passaggio bellissimo per Chemello, per Campiello, scusate, 16 punti per lui, si fa trovare ovunque, sotto le planche non ce n'è per nessuno quest'oggi. Chemello intercetta la palla che Stradiotto stava dando a Visentin, sarà rimessa per Castelfranco in attacco, esce Miattello per Castelfranco, entra sul parquet Stradiotto, ancora Castelfranco, intanto si prepara sul cubo del cambio teso, perde palla Castelfranco, Stradiotto, Scapin, ottimo uso del piede perno, 2 punti per lui. Subito Vicenza riparte. E Castelfranco intercetta la palla e riparte in contropiede con Visentin che non riesce a mettere a canestro il pallone. E ora Scapin piazzato fuori. Mussolini recupera palla e Scapin commette fallo. Primo fallo personale per Scapin. Intanto c'è un cambio, esce Teso ed entra Teso ed esce Mussolini, autore di un'ottima prestazione anche lui. Intanto entra anche Alessio per Castelfranco. Bozenski si incarica della rimessa, Chemello. Intanto non si vede più sul parquet Visentin per gli ospiti, sostituito appunto da Alessio. Dela Cruz si fa vedere, no, Campiello si fa vedere, Chemello in regia, blocco portato da Campiello, prova da 3 Chemello ed è dentro, bellissima tripla da parte di Chemello, la palla balla sul ferro ed entra. Alessio intanto in possesso palla. Stradiotto pasticcia col palleggio, Bozenski si impossessa del pallone, parte il contropiede per Vicenza, fallo commesso dal numero 10 Alessio. Rimessa per Bozenski, a prendere palla va Teso, ancora Bozenski, chiama lo schema, conquista il fondo, si gira e non va il suo piazzato, disturba la manovra d'attacco di Castelfranco che non ha nemmeno tempo di iniziare. 7-0-1 al termine del match. Dela Cruz in pressing, palla per Stradiotto. Stradiotto cerca in post basso Marcon, anticipato da un ottimo Campiello. Chemello a portar palla. Dela Cruz che conquista palla dopo averla persa. Teso, Chemello per Campiello, ottimo canestro per lui che finta il tiro da 3, apre il palleggio e va a appoggiare un semplicissimo layup per lui.
18 punti personali. E intanto Castelfranco non si arrende. Alessio prova da 3, non va. Rimbalzo conquistato da Castelfranco, che può impostare con altri 24 secondi d'attacco. Palla per Stradiotto. Si fa male Chemello intanto dopo aver provato l'anticipo. Si fa male Chemello. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Provava ad anticipare il pallone e si è accasciato a terra. Imita un giramento del ginocchio. Speriamo si sbagli. È ancora a terra, come si può vedere, Chemello, sofferente. C'è un cambio intanto per Vicenza. Entra Riccardo Stradiotto intanto sostituire Alessio, mentre per Vicenza uscirà appunto l'infortunato Chemello e rientrerà Crestani. Si rialza intanto Chemello. È entrato sul parquet intanto anche Bernardo per Castelfranco. Non riesce a appoggiare il ginocchio Chemello. Speriamo davvero non sia nulla di grave. Gli facciamo i più grandi in bocca al lupo. E intanto ritorna sul parquet Crestani a sostituire appunto l'infortunato Chemello. Si ripartirà con una rimessa dal lato per Castelfranco. Intanto mi correggo, non era uscito Alessio per Castelfranco. Si attende lo start da parte degli arbitri. Alessio si incarica della rimessa. Non si capiscono i due e rischia di perdere palla a Castelfranco. La recupera Stradiotto per l'altro Stradiotto. Scambio di palla fra i due. Pasticcia l'attacco di Castelfranco con Bernardo. Viene data palla a contesa. Sarà rimessa dal fondo per in attacco per Castelfranco. Se ne incarica Stradiotto, anzi no, Alessio, che va fuori per Stradiotto, marcato da Dela Cruz. E finiscono i 24 secondi, incredibile. Sembra quasi che l'attacco di Castelfranco non se ne sia nemmeno accorto. C'è un cambio per Vicenza, entra Benazzato, esce Dela Cruz. Si alternano tra giovanissimi, in quanto Benazzato è un 94, mentre Dela Cruz è un under 19, un 95. Bozenski intanto in possesso palla, si fa vedere Teso cerca di dare palla a Crestani, vi riesce. Crestani, ottimo passaggio davvero per Teso, che però non riesce ad andare a concludere. 5-10 intanto alla fine. E Alessio che porta palla avanti per Castelfranco. La cede a Stradiotto, che la cede all'altro Stradiotto. Ancora Alessio prova a penetrare, usa bene il perno. Stradiotto recupera una palla vagante sotto canestro. Bernardo, Teso prova a rubargli palla. Bernardo si incarica di un tiro che non va, ed è Crestani a recuperare il rimbalzo, andare a impostare il gioco d'attacco. Palla persa per Bozenski, riparte Stradiotto. Bernardo da Marcon, prova finta il piazzato. Era meglio se provava subito, in quanto dopo la difesa di Vicenza è riuscita a recuperare. Fermo il risultato su 69-45 intanto. Stradiotto ancora in possesso palla. Difesa individuale. Alessio in possesso palla, la cede per Marcon, che trova i 2 punti. 7 punti per lui.
Crestani chiama lo schema, doppio blocco, ancora Crestani in possesso palla, Bozenski, fallo commesso da Stradiotto. Sarà rimessa dal lato per Vicenza. 3:51 alla fine. Time out chiamato dalla panchina Castelfranco. Comunque il coach di Castelfranco non vuole lasciare nulla al caso. Vuole comunque da una ormai quasi certa sconfitta trarre le cose migliori per poi andare a giocare in casa propria il prossimo turno contro il Basket Sile, mentre ricordiamo che la Banca Popolare di Vicenza Basket andrà a Treviso contro il Basket Trevigiana per un match che sarà sicuramente dalle mille emozioni. Si chiariscono intanto i giocatori di casa. Non vogliono comunque commettere errori in difesa. Si riparte con una rimessa laterale per Vicenza in attacco. Se ne incarica il solito Bozenski, il capitano di questa squadra. E perde palla ingenuamente Crestani, autore finora di un'ottima partita, e Alessio va a insaccare con il campo libero. Benazzato intanto perde palla ed è di nuovo Alessio a riconquistarla e Benazzato lo stesso a recuperarla, però Stradiotto intanto per Alessio, ancora Stradiotto in posto basso per Marcon, Campiello è subito su di lui ed è rimbalzo in attacco per Teso. Crestani lancia subito Bozenski che non riesce però a trovare la via del canestro, ma solamente una rimessa dal fondo. 3:15 alla fine. Trova subito il tiro Campiello, non va, ed è Stradiotto a cominciare il contropiede che non si finalizza. Un passaggio di troppo per Castelfranco e non riesce a trovare la via del canestro. C'è intanto un fallo fischiato al numero 14, al numero 9 scusate, Marcon su Bozenski. Cambio per Vicenza, esce Bozenski applaudito dal Palacollodi, entra il numero 8 Sinicato, un altro under 19 che entra, un altro 95. Benazzato si incarica della rimessa per Crestani che prova da 3, non va, recupera palla proprio il nuovo entrato Sinicato. Crestani, blocco di Campiello, palla proprio per lui, prova la tripla dagli 8 metri, non va. Stradiotto al rimbalzo difensivo per l'altro Stradiotto a cui toccherà il compito di impostare, penetra e scarica per Marcon che ribalta per Stradiotto. Ottimo passaggio suo per Marcon che va ad infilare un layup semplicissimo. Ci avviamo verso la fine intanto della partita, 2:20 da giocare. Vicenza in attacco, posto basso per Benazzato che non trova il passaggio giusto per Teso, e intanto si occupa del tiro Stradiotto ma non va ed è rimbalzo in difesa per Teso. Crestani a portar palla, Campiello, passaggio per Benazzato troppo lungo, palla persa per Vicenza. C'è un cambio intanto, rientra Tisato per Vicenza, esce Benazzato. Tisato uno dei migliori in campo oggi insieme a Campiello e Mussolin. E intanto Castelfranco in attacco, Alessio cerca il fondo, Bernardo prova il layup, intanto c'è il fallo di Campiello, saranno 2 tiri liberi per Bernardo.
quarto fallo personale per Campiello. Entra Campiello, esce. Fuori il primo per Bernardo. Si prepara per il secondo. Va il secondo. Fuori anche il secondo. Rimbalzo di Teso. Pasticciano un po' sotto canestro e sarà rimessa per Vicenza. Se ne occupa Teso. Palla per il numero 8 Sinicato. Restituisce a Crestani. Scambio tra i due. Teso in possesso palla. Tisato. Tisato prova da 3. La sua specialità sembra quest'oggi. Palla però che si infrange sul primo ferro e va oltre il tabellone. Fischiata quindi palla fuori e rimessa per Castelfranco. 1:13 alla fine intanto. Alessio per Stradiotto. Stradiotto per l'altro Stradiotto. Alessio ancora. Cerca il fondo. Prova un passaggio sporcato da Crestani. Sarà rimessa per Castelfranco. 8 secondi per Castelfranco per concludere l'azione. Stradiotto. Ottimo la penetrazione, meno il tiro. Crestani recupera palla e parte l'attacco di Vicenza. E ancora Vicenza in attacco. Tisato. Fuori per Sinicato. Crestani. Ottimo il taglio. Stradiotto. No look per Bernardo. Stradiotto ancora. Palleggia. Conquista il fondo. Prova un canestro da sotto ma non va. Passi intanto fischiati a Stradiotto. 13 secondi al termine della partita. Passesso palla a Vicenza. Se ne occupa Teso per Crestani. Supera la metà campo ma non c'è alcuna intenzione da parte di Castelfranco di rubare palla. Finisce la partita e Vicenza trionfa e si conferma capolista
freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our... Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con obiettivo risarcimento, puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo risarcimento. Alziamo la voce. L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Sul canale digitale 193 di Sport Television, 4 ore quotidiane di sport, spettacoli, politica, economia e ovviamente informazioni. 4 ore tutte sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Thiene e provincia. Tutte col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più, sul canale 193.